Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, anche oggi pronti a sfogliare, leggere, approfondire le notizie dei quotidiani. Oggi insomma racconti diciamo di natura politica, soprattutto l'incontro di politica internazionale, l'esito dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, presidente degli Stati Uniti, presidente della Cina, che insomma trovano un accordo ovviamente su base commerciale, ma viene agitato lo spettro delle esercitazioni atomiche ormai sospese dagli anni 90, quindi le armi atomiche in utilizzo diciamo, è sospese, come dicevo, già da oltre un ventennio. Poi le riforme, la riforma della giustizia, prima di tutto, su tutti i quotidiani, riforma storica, ha detto Giorgia Meloni, ancora lo stop al ponte sullo Stretto, che ovviamente caratterizza e capitalizza la cronaca regionale di tutti i quotidiani. Allora andiamo a vedere, insomma, a cominciare a sfogliare i giornali. Partiamo dai quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera. Eccolo qui, l'apertura dedicata alla riforma della giustizia, sì, definitiva la riforma della giustizia. Tra le liti sottolinea il Corriere della Sera. Giorno storico, dice il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, però questa riforma diciamo, dovrà passare anche il vaglio del referendum che insomma, si terrà sicuramente tra marzo e aprile. Vedremo lì che cosa succederà, appunto, se passerà la riforma definitiva. Schlein, la segretaria del Partito Democratico, accusa il governo Meloni, dice vogliono le mani libere. Risulta anche Marina Berlusconi che, eccolo qua, attribuisce questa vittoria, dedica questa vittoria diciamo, in Parlamento al papà Silvio Berlusconi. Cosa succede poi? Eccolo qua, Trump, la tregua con la Cina sui dazi, ora test nucleari, le intese sul commercio e sulle terre rare, la strategia di Xi Jinping, tutto spiegato all'interno del quotidiano, se abbiamo tempo e riusciamo andremo a vedere l'approfondimento in pagina. Poi il ponte, governo e il ponte, daremo alla Corte tutte le risposte, nessuna forzatura. Dopo lo stop alla Corte dei Conti e il ponte sullo Stretto, il governo riunito ieri mattina d'urgenza, bassi toni, aspetteremo le motivazioni e daremo tutte le risposte. E ancora il giallo di Garlasco, i soldi all'ex procuratore sarebbero stati consegnati dal papà di Sempio, che ora è indagato per corruzione. Tutto questo è il racconto, c'è un bel editoriale di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, errori e slogan, che parla insomma dell'azione di governo associata insomma all'azione in qualche modo di comunicazione del governo Meloni, gli slogan che stanno accompagnando questi 3 anni di governo. Davvero interessante questo editoriale che poi prosegue in pagina. Andiamo a vedere invece La Repubblica, la giustizia della destra, un titolo diciamo di connotazione politica, sì, definitivo, del Senato alla riforma. Meloni, giorno storico, e Schlein lo ripete, vuole le mani libere, battaglia sul referendum, poi il ponte sullo Stretto, addirittura l'irritazione del Quirinale che frena il governo, e poi il governo che dice risponderemo ai rilievi della Corte dei Conti, che ha stoppato insomma di fatto l'opera. Eccola qui la foto sulla riforma della giustizia, grazie a Forza Italia, una giustizia giusta, con la foto di Silvio Berlusconi rievocato in questa manifestazione estemporanea a Roma. Quindi questo è il racconto di spalla. Svolta di Trump, riprenderemo i test sulle armi nucleari, e poi l'approfondimento di Maurizio Molinari, tregua di facciata con Xi Jinping, insomma il retroscena, insomma il racconto di questo incontro. E anche qui Garlasco indagato per corruzione, il padre di Sempio. Andiamo a vedere La Stampa. La Stampa apre con la notizia del ponte, ma la notizia del ponte che riguarda in qualche modo le sorti, diciamo, gli umori e l'atmosfera calda che si respira in questo momento nella Lega, perché Zaia gela Salvini. Ricordiamo Zaia, governatore uscente del Veneto, che non può essere riconfermato.
quindi da lì nascono le tensioni con la Lega di Salvini e poi la rivoluzione e giustizia. Il governatore del Veneto appunto dice la Corte dei Conti fa il suo mestiere, quindi abbassate i toni, e la Premier appunto ribadisce anche lei abbassare i toni su questa questione. Sul referendum della giustizia gli altri approfondimenti e poi ovviamente il racconto di quello che è successo. Su questa prima pagina troviamo anche il nuovo allenatore della Juventus, lo ricordiamo perché la Stampa quotidiano di Torino, quindi Torino e Juventus, le due squadre che segue molto spesso anche in prima pagina, soprattutto nel fine settimana, il quotidiano La Stampa. Andiamo avanti, parola alle urne, Avvenire, quotidiano della CEI, apre con la riforma della giustizia, traguardo storico con le parole di Giorgia Meloni, giudice e PM separati, 2 CSM, approvata in via definitiva la riforma della giustizia, ma sarà battaglia sul referendum per il ponte sullo stretto. Dopo lo stop il governo resta in attesa. Andiamo a vedere invece un po' di quotidiani finanziari perché risultano interessanti, eccole qua le notizie del Sole 24 Ore, Italia e Germania crescita ferma a zero, Christine Lagarde dice prospettive dell'Unione Europea ancora incerte per la Presidente, insomma parole abbastanza importanti, dure. Poi c'è una notizia che riguarda Lukoil, gli stabilimenti russi, l'olio russo anche in Italia, Lukoil cede le attività estere, eccolo qua, quindi una notizia che interessa anche l'Italia, alla Gunvor per limitare l'impatto delle sanzioni degli Stati Uniti. E qui la foto del marchio Lukoil, Cina e Stati Uniti, tregua di 1 anno su dazi, chip, soia e terre rare, quindi questi sono gli accordi commerciali, diciamo, tra gli Stati Uniti e la Cina. Sempre quotidiani finanziari, attenzione, guardate questa notizia del quotidiano Italia Oggi, quotidiano dei commercialisti, vendere su Vinted è impresa, un numero rilevante di cessioni su piattaforme digitali va tassato come reddito d'impresa, non redditi diversi, anche in mancanza di una struttura organizzata. Quindi questa è una notizia che in qualche modo potrebbe scompaginare anche questo tipo di vendite online, questo canale molto seguito e molto utilizzato, quindi diciamo è una notizia in qualche modo che interessa un'ampia platea. Poi andiamo a vedere invece il quotidiano dei mercati finanziari, la Banca Agricole non vende a BPM, la banca francese esclude di cedere le attività italiane a Piazza Meda, la vice direttrice dice con il banco puntiamo a una partnership a lungo termine. Questa è una notizia ovviamente che diciamo, interessa molto agli analisti finanziari perché si parla appunto di asset bancari. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici velocemente nei titoli. Il Giornale, giustizia è fatta, con il titolo in riferimento appunto alla riforma della giustizia attesa da 30 anni, Marina Berlusconi, lo ricordiamo, dice vittoria in nome di mio padre, lo ricordiamo che il Giornale ovviamente da sempre ha posizioni vicine a quelle di Forza Italia. Andiamo a vedere altri giornali di centrodestra. Libero, vince Giorgia, brinda Silvio, magistrati, finalmente si cambia, dopo 30 anni di battaglie c'è il sì alla riforma della giustizia, la sinistra strilla, Meloni è un fatto storico. La AMN, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dice contraria a qualsiasi proposta. Ora c'è il referendum, qui la foto, diciamo, la vignettatura della foto di Berlusconi che festeggia tra coriandoli e trombette, insomma un po' sul Palazzo della Giustizia, sul Palazzo di Giustizia di Milano, ricordiamo storico Palazzo della Giustizia che diciamo, ha avuto come dire, gli onori delle cronache dei tempi di Mani Pulite. Andiamo a vedere ancora altri quotidiani, saltata, eccola qua, la riprendiamo, altri quotidiani, questo è Libero, scorriamo, eccolo qua, dalla pagina, La Verità, la vendetta della Corte dei Conti. Eccolo qua, lo stop al ponte sullo stretto, solo motivazioni tecniche, qui si agita lo spettro dei magistrati, come i cugini dell'ANM, i magistrati contabili si oppongono ferocemente alla riforma che li riguarda. Durissimo il comunicato, poche ore prima dello sgambetto al governo, i rilievi molto nel merito da parte di una toga che ha lavorato nei gabinetti dei ministri di sinistra.
un suo collega inneggia Toni Negri alle scuole occupate e insulta il centrodestra, fascisti da ricacciare nelle fogne. Quindi qui va un po' più in profondità il quotidiano La Verità, analizzando insomma i movimenti dei giudici contabili. E poi il Duomo ridotto ad attaccapanni per i migranti allo sbando, veramente fa specie questa foto che ritroviamo, insomma, che è girato molto sui social, ma che ritroviamo anche in questa prima pagina del giornale La Verità. Indagato il papà di Sempio per corruzione, altra notizia che ritroviamo un po' su tutti i quotidiani. Vediamo il Fatto Quotidiano, invece la riforma del secolo cade nella piazza vuota, Meloni realizza il sogno di Gelli, Craxi e Bibi, sarebbe per Berlusconi, una festa di casta, titola il quotidiano Il Fatto Quotidiano, appunto. C'è anche un'intervista al procuratore Gratteri, che in questi giorni sta parlando un po' dappertutto, dice: vogliono oscurare il vero scopo della riforma, PM sotto controllo, io falso obiettivo dello scontro. Questo è il racconto che fa il Fatto Quotidiano. Abbiamo tempo per vedere altre prime pagine, eccole qua. Vediamo l'opera del fantasma, il fantasma è il riferimento del quotidiano Manifesto, il manifesto a Silvio Berlusconi, l'opera del fantasma, la riforma della giustizia, con la foto di Silvio Berlusconi sullo sfondo e i festeggiamenti dei rappresentanti di Forza Italia. Ultimo quotidiano, lo scegliamo, eccolo qua, il Riformista, insieme, eccolo qua, Piazza Santi Apostoli Gremita, testa alta con gli ebrei, in 2000 all'evento 7 ottobre è del Riformista, quindi una manifestazione, diciamo, invocata proprio dai riformisti in questo caso, che chiude invece questa parte di rassegna stampa. Allora noi ci fermiamo per una piccola pausa, rientriamo in studio, ci fermiamo per una piccola pausa e rientreremo subito dopo con la lettura dei quotidiani regionali. Rientriamo in studio, in diretta con la nostra rassegna stampa. Nella seconda parte andiamo a sfogliare i quotidiani regionali. Anche qui, insomma, il ponte, diciamo, catalizza l'attenzione, molte notizie, molti approfondimenti dedicati a questa questione. Allora partiamo con la Sicilia. No al ponte, i magistrati dicono rispettateci, parliamo dei magistrati della Corte dei Conti, quelli che hanno messo lo stop per ora alla realizzazione della grande infrastruttura. Il governo frena ma studia la risposta. Salvini continua, tira dritto, il piano B, cantiere a febbraio, i movimenti invece festeggiano, manifestazione il 29 a Messina, proprio nella zona dove dovrebbe sorgere il pilone del ponte. La giustizia, il sì finale alle carriere separate, ora il referendum, tensione ovviamente continua tra il governo che ha voluto la riforma e gran parte delle associazioni delle toghe che non avrebbero voluto toccare insomma, la giustizia, le regole della giustizia, e poi ancora la scure della Corte dei Conti su Agrigento, capitale della cultura 2025. Sono emerse diverse criticità sulla gestione dei fondi. A proposito di fondi, c'è fondi europei, alla Sicilia 2 miliardi in meno nel bilancio 2028-2034 illustrato dalla Commissione europea. A perderci sono le regioni del sud e la Sicilia, la gestione perché appunto gestione allo Stato, voci vincolate solo il 15% di cofinanziamento, il resto a prestito. La Sicilia è una delle regioni europee che ha speso meno diciamo nella capacità di spesa, appunto tra i peggiori in Europa. Ancora molte notizie di cronache che troviamo all'interno del giornale, qui ce n'è qualcuna. Fuggì dagli abusi dell'ex che restò con la figlioletta, assolta la madre, e poi viene curato dall'infermiere e muore, agli eredi 1 milione di euro. Queste notizie arrivano una da Noto e una da Vittoria. Entriamo dentro il giornale per vedere questa notizia che riguarda la scure della Corte dei Conti su Agrigento Capitale, tutte le criticità sulla gestione dei fondi e sulla valutazione dei progetti. La magistratura contabile, lo leggiamo dal pezzo,
punta il dito in particolare sulla complessità del coordinamento tra i 44 progetti indicati nel dossier, perché secondo la Corte, Fondazione e Comune si sono pestati i piedi, tanto che la cooperazione istituzionale richiesta è risultata carente nonostante la composizione del CDA della Fondazione e della cabina di regia regionale. La Corte ha sottolineato ritardi significativi nella rendicontazione dei fondi pubblici, assolutamente assente, si legge nella relazione, è un coordinamento efficace tra le attività progettuali finanziate e quelle previste per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e ricettive necessarie allo svolgimento e alla fruizione degli eventi, un aspetto fondamentale per attrattività turistica, visibilità istituzionale e successo dell'iniziativa. Insomma, questo era diciamo, nell'aria ormai da mesi il fallimento dell'Agrigento, capitale italiana della cultura. Andiamo a vedere ancora dentro il giornale le prime pagine di Palermo, eccola qua, brand di lusso in centro storico e polemica, spaccatura tra le categorie, chi pensa alla perdita di identità della zona, altri vedono invece un'opportunità. Il tema è che diciamo, si allontanano dal centro i brand di lusso, quindi insomma perderebbero importanza le botteghe del centro storico di Palermo. Stop espositori invece in via Macheda, un'ordinanza del comune contro gli abusivi. Al centro pagina Amat, retromarcia sui dirigenti, revocati anche gli ultimi bandi, ricordo siamo a Palermo nel trasporto, facciamo vedere la pagina, dopo la selezione per gli incarichi a tempo stoppati anche gli avvisi definitivi. E poi di spalla i finanziamenti al film di Biagio Conte, quando e dove sarà il primo ciak della pellicola, che era finita al centro delle polemiche dei fondi regionali. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Catania, parcheggio Borsellino a due facce, questo è un focus che evidenzia appunto il giornale proprio su Catania. Di giorno appena qualche problema con gli abusivi, ma di sera diventa una zona franca e quindi pericolosa. Il disagio di alcune guardie giurate, la situazione resta critica anche da sporcizia, strisce sbiadite e danneggiamenti. Riparte invece oggi la Fiera dei Morti, apertura al parcheggio di Fontana Rossa e poi il restyling della piazza Turiferro che dà decoro e sicurezza alla zona. Siamo alle spalle degli archi della Marina. Tante notizie di cronaca dalla provincia, le troviamo di spalla, eccole qua, le evidenziamo in questo modo. Oggi Cicatena, Caltagirone e Via Grande, mentre gli interventi della città, la cronaca della città la troviamo in taglio alto. Mafia e Pizzo, chiesti 27 anni di carcere per il boss Rannesi, e poi interventi di chirurgia estetica effettuati da uno studente esposto ai PM. Vediamola questa notizia in pagina perché risulta interessante, seppur diciamo nel biasimo di questo ragazzo, studente di medicina che si spacciava per medico estetista, interventi evasivi alle proprie pazienti. Fra le ipotesi, eccole qua: esercizio abusivo della professione, per l'ipotesi di reato per il quale è stato denunciato, esercizio abusivo della professione, lesioni personali, truffa e violazione delle norme sanitarie. Eccolo qua il servizio, poi la vicenda è emersa diciamo, da una trasmissione di Rete 4 che insomma si è presentata nello studio in maniera anonima. Arriva dopo diciamo, i saluti per raggiunti limiti di età del dirigente Sirna al Policlinico, arriva proprio al Policlinico il commissario Santonocito che è già all'ASP di Messina, quindi il cambio della guardia insomma, al Policlinico di Catania. E poi una mozione, molti genitori in difficoltà, mancano i pediatri di base, c'è una consigliera comunale che chiede un protocollo fra comune, ASP e regione proprio per i pediatri di base. Andiamo a vedere, adesso cambiamo quotidiano, andiamo sul giornale Sicilia, eccolo qua, Ponte, il governo tira dritto, primi cantieri a febbraio, attese le motivazioni del no della Corte dei Conti, le opposizioni dice fermatevi, e poi la giustizia, ultimo sì alla riforma della giustizia. Di
spalla troviamo un articolo che interessa la sanità regionale, liste di attese piene di errori, la regione corre ai ripari, verifiche con esperti inviati negli ospedali e poi incontri con i manager, questo per risolvere tante criticità emerse dalle verifiche disposte su indicazione del Presidente Schifani all'assessorato regionale alla salute condotte dal RUAS, il responsabile unico regionale all'assistenza sanitaria che coordina il Dipartimento per le attività sanitarie guidato da Giacomo Scalzo. Le verifiche hanno portato sino ad ora alla ripianificazione delle liste d'attesa che una volta a regime consentirà di liberare milioni di prestazioni. Vedremo i risultati, consentitemi di dire, perché insomma per adesso sono pessimi. Sicilia ultima, fondi dell'Unione Europea, ha speso solo il 4%, accelerare le procedure, il diktat di Palazzo Orleans, qui insomma anche qui diciamo classifiche che non fanno onore alla nostra Sicilia. Poi la Gazzetta del Sud, andiamo su un altro quotidiano, il ponte. Sempre in primo piano, si attendono le motivazioni della Corte dei Conti da parte del governo per lo stop, il ponte diventa argomento importantissimo per la Gazzetta del Sud, quotidiano ricordo con sede a Messina, il quotidiano dello Stretto e quindi qui insomma le foto dei protagonisti, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Granelli che è presidente della sezione centrale della Corte dei Conti. Qui passa tutto lo stop e le reazioni a questa notizia. E poi la riforma della giustizia, sempre in prima pagina. Andiamo dentro, ci sono delle notizie che riguardano appunto la regione, i fondi europei. Penultimi in Italia, la regione ha speso solo il 4%, la scadenza per i rendiconti è nel 2029, la Sicilia ha ancora ampi margini per recuperare, ma non vanno meglio gli investimenti destinati ad incentivare occupazione e formazione, quindi insomma per ora come dire, la regione sulla spesa dei fondi europei resta ancora in alto mare. E poi da Messina prendiamo sempre qualche notizia dalla Gazzetta del Sud, scusate, dalla Gazzetta del Sud, sempre di Messina. Prendiamo notizie che riguardano invece l'occupazione dell'European House Forum di Ambrosetti che si è tenuto a Palermo, segnali economici incoraggianti, ma per la Sicilia la strada è in salita, presentato a Palermo il rapporto sull'isola. Troppi giovani nel limbo, né studiano né lavoro. Solo nel 2023 la regione ha perso 30.000 studenti, dati insomma che dovrebbero fare riflettere. E ancora andiamo a vedere la Repubblica di Palermo, si riaccende la sfida sul ponte dopo lo stop della Corte dei Conti, il PD è contro Schifani, si cerca adesso di recuperare 1,3 miliardi di euro che erano stati dirottati, come dice il Partito Democratico, su un progetto slogan. Il governatore invece attacca ancora la Corte dei Conti, in Sicilia già segnalata la loro ingerenza. Agrigento Capitale, messa in prima pagina nel quotidiano Repubblica di Palermo, non ha portato turisti in più, quindi bocciata dalla Corte dei Conti appunto la fondazione e l'organizzazione di Agrigento Capitale. Ancora Casteldaccia, 6 indagati verso il giudizio, dopo 1 anno e mezzo si sono concluse le indagini sulla strage di Casteldaccia in cui morirono 5 operai e 1 rimase gravemente ferito inalando gas tossico durante la manutenzione di un tratto di rete fognaria. La procura di Termini Imerese ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini per 6 dei 7 indagati e per 2 delle 3 società coinvolte, l'AMAP e la Quadrifoglio. Velocemente vi faccio vedere, prima di chiudere, anche le notizie che riguardano lo sport. Riprendiamo la Sicilia, oggi giocherà il Catania alle 20:30, Catania contro la Casertana, in cerca di conferme per restare ai vertici. Toscano, il tecnico rossazzurro, dice abbiamo raggiunto grande maturità. La partita in onda in diretta su Telecolor, l'imprevisto last minute, Aloi salta la sfida campana per un trauma contusivo. E poi la notizia che riguarda Torre del Grifo e di Pelligra, si conclude la gara in tribunale, il Catania è ritornato a casa, il club deve pagare entro 120 giorni 4,9 milioni di euro per saldare il conto, poi comincerà un programma di restauro che parte dalla cura dei campi in erba naturale.
Prima di chiudere andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina di Sicilia Web, eccolo qua, con l'apertura dedicata al maltempo che c'è stato questa notte, pioggia torrenziale e auto in panne, notte da lupi a Catania, la tempesta di Halloween si abbatte sulla Sicilia orientale, allagamenti in autostrada verso Siracusa e incidenti con lunghe code. Poi diciamo lateralmente, di spalla, altre notizie, il piano regolatore del porto, ecco come sarà, l'intervento di chirurgia estetica da parte di questo studente che si faceva chiamare sui social Dottor B, e poi l'inaugurazione della nuova piazza Turiferro, la nuova piazza con gli spruzzi per il posizionamento di alcuni nebulizzatori contro le giornate afose, contro il caldo estivo. La rassegna stampa di oggi finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.